Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi vi racconterò la storia di un santo molto speciale, venerato in tutto il mondo e amatissimo nelle terre del Sud Italia. Il suo nome è San Nicola. Forse non lo sapete, ma è proprio lui che ha ispirato la figura di Babbo Natale. E la sua storia comincia tanto, tanto tempo fa. Ma chi era davvero quest'uomo? E com'è possibile che un vescovo vissuto più di 1000 anni fa sia diventato il simbolo del Natale? Per scoprirlo, dobbiamo tornare indietro nei secoli, quando tra fede e leggenda nasceva una figura capace di unire culture, religioni e continenti. Da Mira a Bari, dai miracoli alle processioni sul mare, San Nicola è ancora oggi un nome che fa brillare gli occhi di grandi e piccini. Per conoscere davvero San Nicola, dobbiamo fare un lungo viaggio nel tempo. Siamo nel III secolo d.C., in un luogo lontano chiamato Mira, una città che oggi si trova in Turchia. All'epoca faceva parte dell'Impero Romano d'Oriente. È qui che nasce e vive Nicola, un uomo che presto diventerà vescovo e poi leggenda. Non sappiamo tutto con certezza sulla sua vita. I documenti sono pochi e le storie spesso si mescolano con la fantasia. Ma una cosa è sicura. Nicola era conosciuto per la sua bontà, la sua generosità e la sua fede profonda. Era un uomo che aiutava tutti, soprattutto i più deboli e i più poveri. Si racconta che da giovane ricevette una grande eredità dalla sua famiglia, ma invece di tenerla per sé, decise di donare tutto ai bisognosi. Una delle storie più famose parla di 3 sorelle povere. Il padre non aveva soldi per il loro futuro e la famiglia viveva nella povertà ed era a rischio di emarginazione. Una notte, Nicola lasciò in segreto dei sacchetti con monete d'oro vicino alla loro casa. Grazie a quel gesto, le ragazze poterono sposarsi e cominciare una nuova vita. Nessuno lo vide, ma tutti capirono chi era stato. Altre leggende raccontano che Nicola salvò dei marinai durante una tempesta, pregando per loro mentre il mare era in tempesta. Quando il cielo si calmò, i marinai dissero che era stato un miracolo. Per questo, San Nicola è anche considerato il protettore dei marinai. Un'altra storia parla di 3 bambini che erano scomparsi. Le famiglie li cercavano ovunque, ma senza successo. Nicola, con la forza della preghiera, li fece ritrovare e li riportò a casa. Per questo, ancora oggi, è visto come il santo dei bambini. Questi racconti possono sembrare favole, ma per le persone di quell'epoca erano segni di speranza, segni della presenza di Dio sulla terra. Nicola diventò un simbolo di protezione, un punto di riferimento per chi soffriva, per chi aveva fame, per chi era solo. Era un vescovo che non voleva potere, ma pace. Non cercava gloria, ma giustizia. Quando morì, nel IV secolo, fu sepolto a Mira. Ma la sua fama non si fermò lì. La voce dei suoi miracoli viaggiò veloce. Le persone iniziarono a pregare il suo nome, a raccontare le sue storie, a celebrare la sua memoria ogni anno. Nasceva così una figura speciale che univa fede, carità e amore verso il prossimo. San Nicola non era un eroe come quelli dei libri. Era un uomo semplice, ma con un cuore grande, e proprio per questo è diventato un modello per milioni di persone in ogni parte del mondo. Ma il viaggio della sua storia è solo all'inizio, perché se è vero che San Nicola ha fatto miracoli a Mira,
Il suo nome è diventato ancora più famoso grazie a un viaggio che ha cambiato tutto. Siamo nell'anno 1087. A Mira, la città dove San Nicola era stato vescovo, la situazione era molto difficile. La regione era in pericolo a causa delle guerre e molti cristiani temevano che le reliquie del santo potessero andare perdute o distrutte. Per questo motivo, un gruppo di marinai partiti dalla città di Bari, in Puglia, decise di partire per un'impresa molto coraggiosa. Erano 40 uomini, determinati e devoti. Navigarono per giorni, attraversando il mare fino alla costa della Turchia. Una volta arrivati a Mira, trovarono la tomba di San Nicola e, con grande rispetto, presero le sue ossa per portarle a Bari. Non fu un furto, ma un atto di fede e protezione. I marinai volevano dare una nuova casa a San Nicola, in una terra dove sarebbe stato accolto con amore e rispetto. Il viaggio di ritorno fu lungo, ma quando arrivarono a Bari il 9 maggio 1087, tutta la città li accolse con emozione. C'era una grande folla ad aspettarli. Le campane suonavano, la gente piangeva di gioia e i religiosi pregavano. In quel momento Bari diventò la nuova casa di San Nicola. Subito dopo cominciò la costruzione di una chiesa speciale, la Basilica di San Nicola. I lavori iniziarono proprio nello stesso anno e la basilica fu pensata per custodire le reliquie del santo. Ancora oggi, questa basilica è uno dei luoghi più importanti della Puglia e dell'intera Italia del Sud. Ogni anno migliaia di persone la visitano per pregare davanti alla cripta dove riposano le ossa di San Nicola. Ma non erano solo gli italiani a venire. Anche i cristiani dell'Europa dell'Est arrivavano in pellegrinaggio. Per loro, San Nicola era e resta un santo molto importante. Così, Bari diventò un ponte tra l'Occidente e l'Oriente, un luogo dove le culture si incontrano grazie alla fede. E così, mentre le sue reliquie riposavano in Puglia, la sua fama continuava a crescere. Le storie di miracoli si moltiplicavano, i pellegrini aumentavano e le celebrazioni diventavano sempre più grandi. Ma quello che rendeva tutto speciale non era solo la festa, era il sentimento, la gratitudine, il legame profondo tra la gente e quel santo che aveva scelto di restare vicino a loro. Ogni anno, il 6 dicembre, Bari si riempie di luce, colori e emozione. È il giorno dedicato a San Nicola, il santo che riposa nella cripta della sua basilica. Per i baresi, questa festa non è solo una tradizione religiosa, è parte della loro identità, qualcosa che si vive con il cuore. Tutto comincia all'alba. Le strade del centro storico si riempiono di fedeli, bambini, anziani, famiglie. Molti portano una candela, altri un fiore, altri ancora una preghiera nel silenzio del cuore. La città si veste di festa, ma con rispetto e devozione. Uno dei momenti più attesi è la processione sul mare. Una statua di San Nicola viene portata dai marinai fino al porto, dove l'attende una barca speciale. Con il mare calmo o agitato, la statua viene caricata a bordo e inizia il viaggio tra le onde. Questo gesto ricorda proprio il viaggio che le reliquie fecero nel 1087. E ogni anno è come se quella storia tornasse viva, come se San Nicola partisse e tornasse ancora per restare vicino alla sua gente. Per molti bambini, San Nicola è il santo dei regali.
Alcuni ricevono doni proprio il 6 dicembre, come segno del suo amore per i piccoli. È una tradizione che si mantiene viva in tante famiglie, anche fuori dall'Italia. La festa dura più giorni e si conclude con una messa solenne, dove le autorità religiose e civili rendono omaggio al santo. Ma l'anima vera della festa resta quella, la fede semplice, il sorriso di chi crede, il passo lento di chi entra in chiesa con gratitudine. Col passare dei secoli, la figura di San Nicola ha lasciato il segno in molte culture del mondo. La sua bontà, il suo amore per i bambini, il gesto di regalare in silenzio, tutte queste qualità hanno ispirato racconti, leggende e tradizioni diverse. In molte parti dell'Europa, specialmente nel nord, San Nicola veniva rappresentato con un lungo mantello rosso, una barba bianca e un sorriso buono. Portava piccoli doni ai bambini nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, ma non veniva da solo. In alcune tradizioni era accompagnato da un aiutante, a volte buono, a volte severo, per ricordare ai bambini di essere gentili durante l'anno. Con il tempo, queste immagini si sono unite ad altre leggende locali. Nei Paesi Bassi, per esempio, San Nicola è diventato Sinterklaas, un personaggio molto amato che arriva in barca e visita i bambini con il suo libro dei buoni e dei cattivi. Quando gli immigrati olandesi partirono per l'America nel XVII secolo, portarono con sé questa tradizione. E fu lì, nel Nuovo Mondo, che la figura di San Nicola cominciò lentamente a cambiare. Il nome Sinterklaas si trasformò in Santa Claus. La data si spostò dal 6 dicembre al 24 dicembre, la notte di Natale, e al posto della mitra da vescovo arrivò il cappello rosso con il pompon bianco. Molti artisti, scrittori e pubblicitari contribuirono a creare l'immagine moderna di Babbo Natale. Alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento cominciò a diffondersi in tutto il mondo l'idea di un uomo allegro, con la slitta, le renne e un grande sacco pieno di regali. Vive al Polo Nord, lavora con gli elfi e porta doni a tutti i bambini buoni durante la notte più magica dell'anno. Ma anche se l'aspetto è cambiato, il cuore resta lo stesso. Il desiderio di donare senza chiedere nulla in cambio, la gioia di vedere un sorriso sul volto di un bambino, la voglia di credere almeno una volta all'anno che qualcosa di buono può arrivare dal cielo. Così, in un modo che nessuno avrebbe potuto immaginare, San Nicola ha fatto un altro grande viaggio, da Mira a Bari e da lì al mondo intero. È diventato Babbo Natale, un simbolo universale di bontà, speranza e sogno. E ancora oggi, anche se lo vediamo nei negozi, nei film o nei cartelloni pubblicitari, c'è qualcosa di profondo che ci lega alla sua origine. Una storia vera, fatta di fede, mare, gesti semplici e di un uomo che ha scelto di aiutare in silenzio. E forse proprio in questo sta la magia più grande, trasformare un gesto semplice in un simbolo che unisce il mondo intero. Così finisce la nostra storia di oggi. San Nicola non è solo il patrono di Bari o un ricordo lontano. È un ponte tra fede e leggenda, tra mare e magia, tra passato e presente. Dalle coste della Turchia ai vicoli di Bari, fino al Polo Nord e alle case di tutto il mondo, la sua figura ha attraversato i secoli,
cambiando forma, ma non cuore. Ci ricorda che il dono più grande non è quello che si vede, ma quello che si fa col cuore. Un gesto silenzioso, un pensiero gentile, una mano tesa. E forse anche oggi, dietro ogni sorriso di Natale, c'è un po' di San Nicola. Se anche tu ami l'Italia e vuoi scoprire le storie dei suoi sapori, delle sue tradizioni e dei suoi simboli, resta con noi. Ogni settimana un nuovo racconto ti aspetta. Qui, su Il Cuore d'Italia.